streetnewsmagazine.it, siamo qui alla partita dei sogni in memoria di Andrea Iovino. Qui con me c'è Mino Abacuccio, quindi arte e sport si incontrano per ricordare Andrea. Com'è essere qui oggi? Quali sono le sensazioni? Le sensazioni sono tante perché Andrea era un grande amico e una persona ricca di energia e che portava sempre luce e anche oggi, come vedete, c'è il sole, quindi è sempre la luce di Andrea. C'è tanta luce, tanto sole e una giornata all'insegna della solidarietà, proprio come avrebbe voluto Andrea. Sì, lui era sempre presente, bastava una chiamata per dire sto arrivando e ci divertivamo insieme. Me lo racconti un aneddoto brevemente, vissuto con Andrea? Un aneddoto è che io ho scritto per Andrea in un periodo in cui si facevano i laboratori lì al Teatro TAM e quindi ogni volta che ci mettevamo a scrivere era lui prima che rideva delle sue battute, quindi quella cosa mi faceva sorridere perché quando scrivevo di solito uno aspetta il pubblico per capire se una battuta funziona o no, invece lui rideva e non si fermava più. Ok, facciamo un saluto a tutti i lettori di Street News Magazine. Un saluto a tutti i lettori e un saluto al nostro amico Andrea. Grazie. Ciao. Grazie.